Il caro bollette sta colpendo anche i comuni e molte amministrazioni hanno già deciso di ridurre l'illuminazione notturna per risparmiare. Nel frattempo l'autunno avanza a grandi passi e Natale è letteralmente dietro l'angolo. Ma pare che quest'anno le feste saranno all'insegna del risparmio energetico. L'albero non si tocca, però per le luminarie è tutto un altro paio di maniche. Quest'anno sono stata il primo comune a spegnere i lampioni durante la notte e mi sembra incoerente mettere tutte le luminarie nelle vie, quindi daremo il simbolo del Natale con l'albero illuminato, quello davanti al municipio e il presepe, e poi metteremo una piccola luminaria solamente di richiamo nella zona di Montinello. Le luminarie sono una di quelle cose non prioritarie nella nostra visione, però visto che sono comunque collegate alla pubblica illuminazione, qualcosina si farà in modo molto, diciamo, sobrio per dare un segno. Eviteremo evidentemente di porre in essere tutte le decorazioni degli altri anni sulle rotatorie, sulle piazze principali, ma perlomeno quello che è un abbellimento con una abete e delle luminarie, quello sarà fatto. Ma noi ne abbiamo discusso in giunta e avremo deciso di garantire in tutti i nostri centri, in tutte le frazioni, l'albero di Natale illuminato e di evitare l'accensione delle luminarie lungo le vie. Questo ovviamente per un risparmio della corrente e credo che sia anche una scelta che sarà sicuramente capita dai nostri cittadini. Anche a Cartigliano quest'anno, a nostro malgrado, siamo costretti ad accendere soltanto l'albero di Natale in piazza. La villa rimarrà al buio e non ci saranno altri addobbi, ma i costi dell'energia elettrica non ci permettono di fare altro e sono sicuro che i cittadini capiranno.